Benvenuti ad InfoTV. Se vi interessano le ultime novità del mondo economico e produttivo, questa è la rubrica che vi dà tutte le notizie e le informazioni che desiderate. Iniziamo subito seguendo lo speciale di oggi. Era il 1964 quando Renzo Sernagiotto avviava l'attività di meccanico d'auto. La sua abilità presto ha fatto sì che si guadagnasse il soprannome di mago dei motori. Il suo saper fare, oggi dopo 50 anni, vive ancora nei figli che portano avanti i sogni di papà, festeggiando insieme a tutta la famiglia la storia di un'azienda, concessionaria ufficiale Fiat, Alfa Romeo Lancia. Mio padre iniziò l'azienda nel 1964, mio padre era un preparatore di auto da rally e ha continuato questa attività fino al 1991. Poi il testimone sportivo è passato a mio fratello, che è tuttora un pilota, corre con Maserati, Ferrari, con i prototipi, di cui qui abbiamo esposto anche qualche pezzo. L'azienda si connota dapprima come un'azienda artigianale, perciò ricalca un po' quello che è stata l'avventura veneta di molti imprenditori, perciò una grande passione, grande sacrificio. L'azienda che diventa parte effettiva della vita. La vocazione per l'auto sportiva è da sempre parte integrante della concessionaria Sernagiotto, che negli anni ha saputo ricercare tecnologia, innovazione e soprattutto passione. Sì, abbiamo voluto strutturare l'azienda appunto con queste due anime, l'anima commerciale d'attacco e poi l'anima tecnica, quella del post vendita, che poi è anche un po' il mio regno dove mi diverto, e quindi io, essendo anche del mondo dello sport, essendo un pilota, riesco a seguire con cognizione e con un po' di preparazione. Oggi la Sernagiotto è una delle realtà più importanti della provincia nel settore, che può contare su 11 dipendenti e una struttura ampia di 6.000 metri quadri. E come in tutte le belle storie è una donna, una mamma, ad intrecciare armoniosamente tutti i pezzi di un'azienda così longeva. Abbiamo lavorato talmente tanto che adesso ci sono i frutti, veramente. Più che i frutti, questa passione per i motori che ci porta a fare grandi cose. Diremo che è molto difficile andare avanti, però sai, con la volontà, la passione e l'impegno diremo che andiamo bene, dai. L'occasione dei 50 anni per noi è stata sia quella di una riflessione importante sulla nostra storia, ma anche quella di ripensare l'azienda in termini di futuro. Perciò abbiamo installato un nuovo centro revisioni, tecnologico, molto moderno, abbiamo ampliato tutta quella che è la zona di showroom, perciò anche la zona consegna nuova. Abbiamo fatto una serie di modifiche importanti all'azienda. La nostra è un'azienda familiare. Per quanto siamo cresciuti moltissimo in questi anni, vogliamo che rimanga un'azienda familiare. Qui abbiamo molti clienti, ma i nostri clienti sono effettivamente anche amici. Un 50° anniversario trascorso con spettacoli di freestyle motocross e brindisi in musica, insomma perfettamente in linea con le passioni che hanno caratterizzato da sempre la famiglia Sernagiotto. Grazie per essere stati con noi. Ci ritroviamo alla prossima edizione di InfoTV.